Eccoci qua, sempre alla ricerca di eccellenze dal nostro territorio, stavolta ci addentriamo in un ambito abbastanza complesso, parliamo di software, parliamo di informatica. Personalmente sono rimasto stupito da alcune cose che ho imparato chiacchierando con Roberto Comarin, che è l'amministratore delegato di Modi Nuovi, che è questa società di software che ha sede a San Martino di Lupari in provincia di Padova, chiacchierando con lui prima fuori onda. Allora, questa è un'eccellenza che fra l'altro è stata certificata da un premio, da un award, da un Oscar, che è stato assegnato a Milano, il concorso Le Fonti Award, che ha premiato appunto LeaderWatch, questo è il prodotto, come uno dei prodotti più innovativi. Tradotto si dice l'orologio dell'imprenditore. Allora, per me l'orologio è questo, voglio dire, ancora carica manuale e segna l'ora. In realtà, quello che porta al polso il nostro ospite è una sorta di computer. E mi ha spiegato che insomma adesso gli orologi si fanno così, vale a dire le grandi catene, Google piuttosto che Microsoft, che so io, insomma, producono anche orologi in qualche maniera. Orologi che danno anche l'ora, un po' come il telefonino, serve anche a telefonare ma fa tante altre cose. Da qui la vostra idea, che è quella di fornire all'imprenditore attraverso l'orologio una serie di informazioni. Prima dicevo, sorridendo, hanno appena varato il codice della strada che punisce fortemente chi guidando guarda il cellulare, ma nessuno ha pensato che adesso l'imprenditore guarderà l'orologio per avere le informazioni. È un po' così, ovviamente. Sì. Non facendolo non guidando, insomma, cerchiamo di stare attenti quando si è in automobile. Allora, voi che cosa trasmettete all'imprenditore attraverso un orologio? Allora, noi attraverso l'orologio fondamentalmente diamo all'imprenditore quelle informazioni che gli servono per prendere le decisioni più corrette all'interno della propria azienda. Le spiego come facciamo? Sì. Noi da anni sviluppiamo un software di controllo di gestione che forniamo alle grosse aziende, dove c'è un controller interno, c'è un responsabile amministrativo, quindi sono strumenti che, se ci sono delle competenze all'interno dell'azienda, vengono usate come un software gestionale, solo che è un software per le decisioni, per l'imprenditore. Avete avuto la luminosa idea. Ecco, abbiamo visto anche i problemi che ci sono stati negli ultimi anni di aziende che hanno chiuso, anche di suicidi, che ci sono stati tanti imprenditori, di fare qualcosa per i piccoli imprenditori. E allora i piccoli imprenditori tipicamente non sono attrezzati, non hanno all'interno della propria azienda delle competenze, tante volte non tengono neanche la contabilità all'interno della propria azienda. E quindi abbiamo dovuto trovare una maniera semplice per dare a questi piccoli imprenditori le stesse informazioni che noi poi facciamo analizzare alle grosse aziende. Quindi vogliamo mettere alla pari da questo punto di vista, perché il piccolo è, dal punto di vista della genialità, della capacità di amare il proprio prodotto, di creare prodotti innovativi, è migliore dei grandi, però poi ha questa carenza che dal punto di vista proprio del controllo, dell'attenzione ai costi, attenzione ai margini, ai prezzi che fa, ha dei limiti importanti. Quindi abbiamo deciso di dire facciamo quasi in service questo tipo di lavoro che fanno i grossi e diamo all'imprenditore un orologio che gli dia le informazioni e tramite un software di intelligenza artificiale che noi abbiamo centralizzato, lo informi sulle criticità o sui punti di forza che ha la propria azienda. Quindi, le faccio un esempio, se io magari sto fatturando di più, ricevo un complimento alla mattina dall'orologio. Se invece, per esempio, il margine di quello che sto vendendo sta diminuendo, ricevo un alert, un allarme, attento che sta succedendo questo. In questo modo l'imprenditore... Non lo fate stare tranquillo mai però questo imprenditore. Ma diciamo che abbiamo visto che diventa un'abitudine positiva, no? Sono quei messaggi che poi tu ti abitui, l'imprenditore si abitua a ricevere e diventano delle cose che mi aspetto. Cosa mi dice questa mattina l'orologio? Cioè i nostri clienti attendono il messaggio che viene mandato, ripeto, con un'intelligenza artificiale, quindi con un'attenzione alle priorità, quindi ti avviso sulle cose che sono più critiche e ti dico cosa sta succedendo. Per esempio, cosa stai facendo tu rispetto al tuo settore, rispetto ai tuoi competitor più diretti. Stai peggiorando, stai migliorando, sei più forte su certe cose, sei più debole su altre cose. Ecco, questi aspetti poi diventano a tutti gli effetti guadagno per l'imprenditore, perché l'attenzione a questi meccanismi, a questi numeri, se vogliamo, e se ben supportati poi da un consulente strategico che noi mettiamo a fianco, diventano dei punti di forza per la piccola azienda. Ma il fatto che abbiate scelto l'orologio è un'operazione di mero marketing o
Perché non avete scelto il cellulare piuttosto che il computer? Piccolo sì, l'imprenditore, ma noi siamo un computer magari. Beh, diciamo che il piccolo imprenditore tipicamente usa poco anche il computer. Certamente il cellulare ce l'ha sempre dietro e il cellulare, uno potrebbe usare anche il cellulare al posto dell'orologio, questo sì. Però noi abbiamo preferito riuscire a parlare con l'imprenditore con strumenti che lui ha sempre addosso. Se dobbiamo dirgli qualcosa lo dobbiamo trovare. Il piccolo imprenditore di solito è in officina, non è in ufficio e non è Però, dietro un computer. Tanto per far capire a chi ci guarda, Sì. e sono sicuramente molti come me, cioè gli orologi di cui parliamo sono un po' diversi da quelli che generalmente compriamo solamente per vedere l'ora. Sì, sono orologi digitali, sono sì. orologi che sono abbinati tipicamente al cellulare, quindi l'Apple ha il suo orologio e se hai un cellulare Android hai l'orologio specifico per quella marca di cellulare che tu hai. Quindi noi usiamo questa tecnologia per in qualche maniera comunicare con l'imprenditore. Allora, questo imprenditore del Nord-Est, sempre in movimento, piccolo ma geniale, magari non ha il tempo per guardare l'orologio, parla anche l'orologio? Sì, parla anche, avvisa anche proprio l'imprenditore. Si può parlare, può comunicargli anche il significato di quello che gli stiamo dicendo, gli può spiegare. Ecco perché lei sta spiegando delle cose, voglio dire che poi tradotte non sono proprio semplici da tradurre in un messaggino. Devono diventare semplici, cioè noi abbiamo, io dico sempre, non siamo dei consulenti, io voglio parlare da imprenditore, sono un imprenditore, a degli imprenditori, quindi il linguaggio deve essere quello imprenditoriale, quindi cose che noi imprenditori capiamo semplicemente e facilmente. Sì, certo, però per quanto sia di ultima generazione, ha un quadrante l'orologio, sì. Riuscire a scrivere delle cose sull'andamento aziendale. Deve darmi solo, per esempio, già il colore rosso mi indica che ho un problema su un certo tipo di elemento. Poi noi ragioniamo per voti, un po' come a scuola, no? Io ho un voto dell'anno che della mia azienda, un voto, quindi se prendo 6 ho la sufficienza, se prendo 4 probabilmente ho qualche problema. E abbiamo diviso l'azienda in materie, come a scuola. Quindi, per esempio, la materia fatturato mi indica come sto andando sul fatturato, ma per noi il fatturato non è solo quello che sto vendendo di più, ma anche quello che sto marginando, quanto guadagno su quello che vendo, perché purtroppo il mercato sta sempre scendendo, io fatturo di più, ma il margine che io ho riesco a ottenere sempre più basso perché c'è competizione. Ecco, quindi noi diamo questi elementi, quindi io prendo un voto sul fatturato, un voto sui costi, un voto sull'aspetto finanziario, la mia azienda finanziariamente rischia di avere dei problemi a breve termine oppure no. Ecco. E sulla concorrenza, rispetto alla concorrenza come sono messo. Quindi ho un voto per ogni materia e all'interno di quel voto ho tutti gli esami che ho fatto, quindi sono rosso, sono verde, un po' come gli esami del sangue, solo che sono semplici perché sono rossi, sono verdi o sono gialli. È già chiaro il significato dell'indicatore. Ci stupisca fino in fondo, ma a questo punto l'imprenditore può parlare anche con voi attraverso l'orologio? Allora sì, può fare una chiamata al suo consulente diretto, certo, sì, c'è la possibilità di chiamare in qualsiasi momento il suo consulente diretto perché noi... attraverso l'orologio? Attraverso l'orologio, certo. Sì, perché sono quelli collegati col cellulare. Esatto, e parlare con il suo referente diretto che comunque una volta ogni 3 mesi almeno o una volta al mese, a seconda del contratto, lo ferma l'imprenditore per analizzare i dati, certo perché purtroppo l'imprenditore non si ferma, per analizzare i dati e per discutere con lui quali sono le strategie per migliorare gli utili finali, perché l'obiettivo di questo strumento è dare all'imprenditore gli strumenti, dei mezzi per guadagnare di più. Questo è l'obietto di questo. Mi permette la battuta, ma ogni 3 mesi fermate l'imprenditore o correte voi accanto a lui? No, andiamo noi da lui di solito e magari in officina continuiamo a dirgli delle informazioni. Ma noi abbiamo visto che questo succede all'inizio, poi l'imprenditore dopo le prime volte si ferma lui, cioè capisce l'importanza e percepisce il vantaggio. Insomma. Con un sorriso, lei è persona gradevole, però leggo tra le cose, controlla la produttività dei dipendenti, questa è una cattiveria. No, non è una cattiveria, ci sono per esempio in certi casi che è importante, faccio degli esempi che abbiamo installato proprio in questi giorni, aziende di installazione elettrica, installazione termoidraulica, cioè chi ha dei cantieri esterni ha per esempio la necessità molte volte di sapere dove sono le persone perché ci sono delle urgenze.
c'è un intervento di manutenzione urgente da andare a fare, ecco, l'orologio o il cellulare mi permette di sapere dove sono in qualsiasi momento i miei tecnici, proprio per saper come gestirli al meglio. Ecco, questo fa parte, per esempio, di una soluzione sempre che è all'interno del Leader Watch. Quindi io ho questa possibilità, ma è chiaro che l'obiettivo è quello di non di controllare per controllare come fine a se stesso, infatti c'è una condivisione su tutti i prodotti nostri anche da parte dei tecnici o dei dipendenti dell'imprenditore, noi facciamo dei corsi su questa cosa qua proprio per valorizzare l'azienda, cioè l'obiettivo è quello di dar valore da parte di tutti all'azienda, non di controllare perché non mi fido, ecco, il concetto è un po' diverso. Per completare questo salto nel futuro, lei mi diceva prima che l'orologio ci salverà la vita. Sì, diciamo che l'idea potrebbe salvarci. Sì, l'idea dell'orologio c'è nata quando abbiamo letto degli studi che presentavano un progetto che sarà realizzato probabilmente nel 2050 e che prevede che ci saranno degli orologi, saranno tipicamente questi orologi, l'evoluzione di questi orologi, che analizzeranno in maniera continua come ci facessero sempre gli esami del sangue. Ecco. Perché avranno dei sensori che permetteranno di fare questo e invieranno queste informazioni a delle centrali che nel momento in cui gli esami non sono a posto, ecco, i valori non sono a posto, immediatamente comunicano con l'orologio, quindi la spia rossa famosa come abbiamo noi per l'azienda, e comunicano all'ospedale, al dottore di riferimento, il problema che c'è. Questo perché è quello che succede anche sulle aziende. Il sapere prima, ecco, anche noi abbiamo tutte analisi di previsioni, prevediamo che, attento che per fine anno arriverai lì, attento che stai andando in questa direzione. Il sapere prima salva. Il sapere prima ti permette di fare qualcosa. Certo. Purtroppo oggi l'imprenditore ha dati di bilancio che sono sempre vecchi, no? È come noi guidassimo la macchina guardando gli specchietti retrovisori e con un bel parasole davanti. È impossibile da guidare, o vai molto piano o vai giù per il fosso. Ecco. La logica è questa, è quella di farti guardare avanti, di fare guardare avanti, prevedendo delle cose, perché i numeri ci permettono, ripeto, con dei software particolari, di capire i trend, gli andamenti e dove può andare a finire l'azienda. E questo permette di dire prima all'imprenditore quello che sta succedendo e chiaramente di intervenire per tempo. E questo alla fine crea utili. Grazie a Roberto Comarin, che è l'amministratore delegato di Modi Nuovi, società di San Martino di Lupari in provincia di Padova, che ha avuto l'idea dell'orologio dell'imprenditore, il Leader Watch. Abbiamo guardato nel futuro, ma insomma, io sono romantico, mi piace continuare a guardare come un mastro orologiaio. Grazie, ci si vede alla prossima. Buongiorno, grazie.